Ben ritornati cari telespettatori, come ogni settimana affrontiamo, supportati dallo SPCGL, alcune questioni sociali e non soltanto molto importanti, e quest'oggi con Gino Ferraresso, collegato direttamente con noi, Dipartimento Welfare SPCGL del Veneto. Ben arrivato, segretario. Grazie, buongiorno a tutti e a tutte. Benissimo, e poi con un contributo che abbiamo della segretaria regionale generale Elena Di Gregorio affrontiamo il tema delle case di riposo. Si sono verificati dei focolai molto importanti purtroppo all'interno di queste strutture, dove ci sono persone in una situazione molto delicata, sono persone particolari, anziane, che hanno delle difficoltà, ma questo fa emergere in tutta la sua evidenza la situazione di non risoluzione della questione delle case di riposo. Noi abbiamo ricevuto al riguardo anche tantissime mail da parte di voi telespettatori, vi ringraziamo per la partecipazione. Noi dove è possibile le giriamo naturalmente i nostri interlocutori, anche istituzionali naturalmente, perché il problema comunque va risolto. Da un lato c'è quel che si vive all'interno delle case di riposo, dall'altro ci sono le famiglie che hanno a cuore i propri anziani. C'è la situazione economica che è insostenibile, c'è la situazione anche di domestica, quando la persona invece non è in casa di riposo ma si trova non autosufficiente a casa, che non riesce a sostenere la situazione sotto diversi profili, perché non ha il supporto necessario, perché comunque non c'è tutto quello di cui le persone non autosufficienti avrebbero bisogno. Detto questo, Gino Ferraresso, vediamo il contributo della segretaria Elena Di Gregorio con la nostra intervista, che risponde ad alcune questioni che sono sorte in questo periodo. Vediamolo insieme. Nelle case di riposo del Veneto si è consumato un vero dramma, più di 800 sono i morti, il 40% dei morti totali nella nostra regione sono anziani che erano nelle case di riposo. Questo evidenzia a nostro avviso quella che è una vera falla del sistema veneto. Noi abbiamo denunciato come sindacato dei pensionati da subito, ma purtroppo la regione ha sottovalutato il problema ed è intervenuta tardi. Noi pensiamo che si debba procedere urgentemente con una riforma di tutto il sistema delle case di riposo, ma una riforma della presa in carico e della cura dei nostri anziani, perché questo dramma ha evidenziato come non abbiamo in una regione avanzata come la nostra un sistema di cura adeguato, con l'aumento adeguato alle persone che invecchiano. Manca una riforma delle IPAB, questo è vergognoso, siamo l'ultima regione in Italia che non ha ancora provveduto alla riforma delle IPAB, è un impegno, lo ricordo, della Giunta Zaia appena eletto nel 2015 e non ha ancora ottemperato. Adesso la Giunta ha prodotto le linee guida per le case di riposo, ma non si parla minimamente di riforma né delle IPAB né delle case di riposo, nemmeno quelle private. Io ricordo che la regione contribuisce economicamente per la quota sanitaria, quindi ha la responsabilità di quello che avviene dentro quelle mura e ha la necessità di garantire la dignità e la salute dei cittadini che sono ricoverati, perché le case di riposo non sono un parcheggio dove accantonare gli anziani. Sappiamo che mediamente hanno 85 anni, in gran parte sono non autosufficienti, quindi c'è bisogno proprio di modificare anche la qualità del personale che si prende cura di questi anziani. Ci vogliono più infermieri, più medici, e questa emergenza ha evidenziato proprio come ci sono tante strutture che non sono adeguate, costano tanto anche le strutture e soprattutto le strutture private. Noi abbiamo sentito dei familiari di anziani ricoverati che pagano cifre anche di 2.500 euro al mese, sono cifre insostenibili e non hanno avuto l'attenzione e la cura necessaria in un'emergenza come questa, ma soprattutto non ci sono nemmeno le condizioni in condizioni normali. Quindi noi chiediamo e abbiamo chiesto alla Regione che ci sia una riforma complessiva che prenda in carico la persona da quando comincia ad avere problemi, quando è a casa, quindi quella che è la cura, l'assistenza domiciliare, perché le famiglie non ce la possono fare da sole. Adesso abbiamo un sistema che scarica completamente sulle famiglie la responsabilità, i costi e la cura. Poi sappiamo che dentro le famiglie ci sono donne che sono costrette a prendersi in carico gli anziani, quindi un doppio peso rispetto a una componente
familiare. Quindi abbiamo bisogno di una riforma complessiva della non autosufficienza, abbiamo bisogno che sia il sistema pubblico che si fa carico dell'invecchiamento delle persone e che quindi le persone, anche gli anziani, possano vivere il più a lungo possibile nella propria casa. Questo richiede che ci sia un'assistenza adeguata. Adesso sappiamo che ci si rivolge prevalentemente alle badanti. È un sistema che non sta in piedi perché i costi sono a carico delle famiglie, ma soprattutto affidiamo i nostri cari delle persone che non hanno la formazione necessaria, con un problema che è emerso enorme durante il Covid, dove una parte significativa delle badanti, anche in Veneto sappiamo, sono irregolari ed erano a loro volta costrette insomma ad essere recluse, con rischi per loro e rischi per i nostri cari. Il governo è intervenuto con una procedura di regolarizzazione, noi stiamo assistendo tante famiglie nella regolarizzazione delle badanti, pensiamo che sia un primo passo ma che debba essere portato avanti con più determinazione, perché pensiamo che lo Stato debba intervenire anche consentendo alle famiglie di portare in detrazione le spese per le badanti. In questo modo ci sarebbe un incentivo alla regolarizzazione e un aiuto concreto anche ai costi che vengono sostenuti, perché ripeto, avere una persona anziana in famiglia non autosufficiente sta rendendo povere le famiglie e sta rovinando la vita a tutti, oltre che a ledere. Allora, abbiamo sentito questa prima parte dell'intervista. Segretario Gino Ferraresso, commentiamo intanto questi punti perché sono molto importanti, poi vediamo la seconda parte anche nella seconda parte della nostra trasmissione. Sono diverse le questioni che Elena Di Gregorio ha sollevato e sono evidenti tutto sommato. Riforma IPAB, questo a grandi lettere cubitali, e soprattutto l'altro aspetto, le badanti. Si è parlato nuovamente, qua abbiamo ricevuto tantissime segnalazioni, di metterle in regola, ma sostanzialmente mettere in regola una persona che non è così affidabile, non è così preparata e soprattutto ti costa troppo, le famiglie non riescono, l'anziano non riesce a sostenere una badante a tempo pieno in regola, c'è poco da fare. E lo Stato come interviene? Non interviene. Allora, direi cominciando dalla questione della riforma delle IPAB. Elena, la segretaria, giustamente poneva un problema che riguarda non solamente il fatto, insomma, di una riforma giuridica di strutture residenziali, ma diceva esplicitamente che sulla non autosufficienza bisogna intervenire, insomma, dall'inizio, e cioè vuol dire dalla presa in carico dell'anziano che ha qualche problema a casa, alla fine, cioè la struttura residenziale, in particolare le strutture residenziali per le persone non autosufficienti. Quindi la necessità, e questa è una cosa che poniamo sia a livello nazionale, chiedendo che sia istituito un fondo nazionale per la non autosufficienza, ma anche a livello veneto, che sia fatta una riforma che guardi all'intero percorso, all'intera filiera della non autosufficienza, partendo da una cosa anche importantissima che è quella della prevenzione. L'ho già detto altre volte in questa trasmissione. Noi sappiamo, perché ce lo dice anche la Regione Veneto, ma non solo la Regione Veneto, anche a livello nazionale, che noi abbiamo una popolazione anziana in crescita, abbiamo una popolazione anziana che dopo i 65 anni ha dei problemi di cronicità, circa il 40-50% a 65 anni ha già una patologia cronica. Bisogna prendere per mano, prima di tutto, con adeguati interventi nel sistema della prevenzione. La prevenzione non si può fare a 65 anni, la prevenzione si fa da giovani, quindi l'insegnamento di corretti stili di vita è una cosa fondamentale. Quell'investimento che si fa anche nella Regione Veneto nella prevenzione del 5% di tutte le risorse sulla sanità è poco e bisogna aumentarlo proprio per aiutare in particolare le classi più giovani, ma anche quelle intermedie, di età intermedia, a imparare come dire, ad avere corretti stili di vita, che vuol dire fumo, alcol, che vuol dire movimento,
Quindi insegnare che poi questi abusi o non utilizzo per esempio del benessere nel camminare, nel fare sport, quando si ha un'età più avanzata può provocare nella maggior parte dei casi anche delle cronicità, e questo significa non solamente star male come persone, ma vuol dire anche costi per l'intera società. Quindi prevenzione. Mi chiedo un prevenzione. attimo, al di là di questa cosa qui che ne abbiamo parlato più volte, magari anche diamo per assodato che ci sono molti anziani, è un dato reale, per fortuna nella nostra regione, non in tutta Italia, che arrivano ad anni notevoli, a età rilevanti di tutto rispetto, in autonomia e tranquillità. Però si pone il problema forse anche di prevedere quel momento intermedio prima della non autosufficienza vera e propria in cui c'è bisogno di un supporto. Perché non iniziare a impostare un discorso di co-housing, anche di condivisione, perché stare da soli nella propria casa, soli veramente, o anche con una badante della situazione che manco parla bene la lingua o ha delle usanze, dei modi di fare diversi, per un anziano è molto difficile. Forse già, oltre che imparare uno stile di vita, imparare a impostare una vita che potrebbe essere condivisa a una certa età, negli spazi, nei tempi, con altre persone con interessi simili. Potrebbe essere un modo diverso, no? Chiaro. Quando appunto noi parliamo di filiera bisogna prendere pezzo per pezzo. Io ho parlato di prevenzione, il secondo pezzo è quello che diceva lei, la domiciliarità, e cioè quali servizi, in quale maniera riesco a garantire un'adeguata assistenza alla persona che non è magari non ha ancora problemi gravi di cronicità, ma che può essere aiutata al proprio domicilio, che poi è la cosa migliore noi riteniamo debba essere fatta. Per quanto riguarda il co-housing, ci sono pochissime esperienze nel Veneto, ma anche in Italia, e poche esperienze, come dire, dove il pubblico dà una mano nel costruire questi percorsi. Io ne ho in mente 2 o 3 nel Veneto, che sono però casi appunto isolati. Mi viene in mente che c'è un co-housing a Bassano del Grappa, recentemente aperto, dove il comune ha riadattato un ex distretto sociosanitario a appartamenti per persone parzialmente auto e non autosufficienti, e con canoni agevolati, appartamenti che sono forniti di tutto, canoni agevolati, e dove a piano terra c'è un centro diurno, c'è un portierato dove c'è anche personale, come dire, sociosanitario. Quindi bisogna potenziare, come diceva lei, questa esperienza del co-housing. Sulle assistenti familiari, sulle badanti, nel Veneto noi abbiamo circa, se non mi sbaglio, 70.000 badanti. Di queste circa un 60% risultano irregolari, come in tutta Italia. Noi dovremmo in qualche maniera dare sostegno per far emergere il lavoro nero. In che maniera? Esatto, allora le interrompo un attimo, scusi che le interrompo un attimo, che abbiamo la pubblicità che incombe, questo è anche un argomento importante. Come far emergere da un lato il lavoro nero, che è irregolare, dall'altro come rendere compatibile la messa in regola della badante con le finanze di un pensionato di 800 euro, 1000 euro, 1100 euro, e come ci dicono anche delle mail che anche ho letto fuori onda i vostri segretari, da parte dei nostri telespettatori, il pensionato deve anche mangiare, magari mangiare ogni tanto un pezzo di carne, che male non gli fa, deve pagarsi le bollette, Dio non voglia che abbia un microaffitto, ma magari c'è, e comprarsi magari qualche volta un pezzetto di qualche cosa da vestire, perché insomma nudo non può andare se non ha bisogno di qualche cos'altro. Per cui c'è questo problema serio di non poco conto, perché teniamo conto che messa in regola badante non ha un costo di poco, non è esiguo assolutamente. Allora, però è rischiosissimo tenerla non in regola, attenzione, perché oltre ad essere irregolare e illecito è pericoloso. Pubblicità, pochi secondi, poi torniamo con voi.